Che giornata fantastica, bellissimo sole, neve fresca. Diamo inizio al nostro trekking partendo dal parcheggio degli impianti sciistici di Panarotta 2000 fino ad arrivare a Malgamasi. In via precauzionale portiamo anche le ciaspole, non sappiamo quanta neve ci sarà. Poco sopra gli impianti di risalita si segue il sentiero 308, Cima Panarotta. Siamo giunti a Capanna Panarotta, adesso manca poco per raggiungere la cima. Siamo arrivati a Cima Panarotta. La cima in sé non è molto bella perché ci sono tante antenne, ma la vista da quassù è strepitosa. Adesso, vista la bellissima giornata, abbiamo fatto un cambio di meta. Puntiamo a Cima Fravort. Malgamasi sarà per un prossimo giro. Ed eccoci arrivati in località La Bassa. Adesso raccogliamo tutte le nostre energie per arrivare a Cima Fravort. Chissà come, ma l'ultimo pezzo è sempre il più duro. Ci manca poco, però siamo un po' distrutti. Strepitoso, fantastico, immenso. Tutto questo per descrivervi il panorama a 360 gradi che si può vedere da Cima Fravort, quota 2347. Adesso cerchiamo un posticino per mangiarci i nostri deliziosi panini. Ragazzi, che freddo! Adesso facciamo ritorno a località La Bassa. Siamo ritornati in località La Bassa.
Ora seguiamo un sentiero per ritornare al nostro punto di partenza senza salire nuovamente a cima a Panarotta. Ed eccoci tornati al nostro punto di partenza. Abbiamo fatto davvero una bellissima escursione, tecnicamente facile e molto panoramica. È un'escursione adatta alle ciaspole. Oggi però noi non le abbiamo usate perché la neve era ghiacciata. Consigliamo l'uso eventualmente dei ramponcini. L'escursione è molto frequentata, sia da chi va a ciaspolare che da chi fa sci d'alpinismo. Come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!